TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Approvato lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e la città metropolitana di Venezia per la realizzazione di un nuovo intervento di riqualificazione viabilistica dell'area di Malcontenta Marghera Venezia del valore complessivo di 5.200.000 euro, finanziato nell'ambito dell'accordo di programma Moranzani. L'opera prevede la sostituzione dell'attuale incrocio semaforico tra la strada regionale 11 Padana Superiore e la strada provinciale 24 via Malcontenta, con una rotatoria di nuova generazione, compatibile con un futuro sovrappasso a scavalco e progettata per migliorare la fluidità del traffico e la sicurezza stradale. Il progetto include inoltre la realizzazione di un percorso ciclopedonale continuo e protetto che collegherà Malcontenta a Marghera e fino a Venezia, lungo la banchina della strada regionale 11 fino a via Colombara, e una passerella ciclopedonale all'altezza dell'incrocio tra via dell'Elettricità e via delle Macchine. Parliamo di sanità. Martedì 7 ottobre, all'apertura del Congresso nazionale della Società Italiana di Neonatologia, sono stati ufficialmente certificati 57 punti nascita italiani come punto nascita per l'allattamento, in quanto in possesso dei requisiti di qualità assistenziale richiesti dal progetto nazionale Politica aziendale per l'allattamento. Tra questi anche il punto nascita dell'ospedale di Portogruaro ed altri 6 punti in Veneto. Il riconoscimento è stato conferito al termine di un percorso di accreditamento di quasi 24 mesi, supervisionato dalle principali società scientifiche italiane dell'area perinatale. Il punto nascita di Portogruaro ha quindi soddisfatto tutti i requisiti richiesti dal progetto. Ed è già attivo in queste ore a Marghera il nuovo centro antidiscriminazione CAD dedicato al contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale. Il CAD è rivolto a tutte le persone che abbiano subito o stiano vivendo questo tipo di discriminazioni, violenze o vulnerabilità. Il supporto offerto comprende accoglienza telefonica, consulenza psicologica e legale, orientamento e accompagnamento ai servizi sociali e sanitari del territorio. Il centro ha sede in via della Rinascita 96, primo piano ingresso dal retro con citofono dedicato, ed è aperto 5 giorni a settimana. È sempre contattabile tramite una linea telefonica attiva 24 ore su 24 ai numeri che vedete in sovraimpressione, cioè 041 2746 953 e 349 8751 720, oppure via mail all'indirizzo cadvenezia@comune.venezia.it. È stata presentata questa mattina a Ca' Farsetti l'iniziativa Fai Centro, il programma di attività promosso dal Distretto del Commercio di Mestre e delle sue polarità in occasione delle festività natalizie 2025, con l'obiettivo di sostenere e valorizzare il commercio di vicinato. Il progetto, che coinvolgerà le aree di Mestre e del Lido di Venezia, si svilupperà da fine novembre a fine dicembre, con azioni mirate a facilitare il lavoro degli esercenti in un periodo di forte affluenza, incentivare gli acquisti nei negozi locali e offrire servizi aggiuntivi ai cittadini e ai visitatori. Tutti i dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.